Quest'oggi intanto è stato un incontro da parte degli organi del SIAP e dell'UGL Polizia di Stato che si sono ritrovati con il prefetto di Pordenone Pierfrancesco Galante. A lui insomma hanno portato le rimostranze per questi tagli sul territorio nazionale, di cui 2 in provincia di Pordenone su un totale di 12. Secondo il prefetto, continua la nota, il personale dei 2 uffici che chiuderanno entro giugno, come riferito dallo stesso prefetto Galante, sarà impiegato almeno per quello della polizia postale in ruoli di loro specifica competenza tecnica professionale presso una sezione a loro dedicata dalla squadra mobile della questura pordenonese, mentre i più giovani andranno ad affiancare o a sostituire i colleghi meno giovani che si occupano del controllo del territorio, ma di questa loro dislocazione se ne dovrà occupare successivamente il questore. E ancora il questore ha detto che purtroppo non è una decisione di mia competenza, nessun giudizio sul merito è stato chiesto ai prefetti se non in sede di comitato, avrebbe risposto il prefetto Galante ai sindacati in un incontro svoltosi in prefettura questa mattina. Insomma, polizia ferroviaria e polizia postale che vengono azzerate, no? A me viene da sorridere, attenzione, perché prima parlava appunto Piccinini di queste minorenni, le quali entrano in contatto grazie a cosa? Grazie appunto alla tecnologia di internet, no? Alle chat, a questi. E chi può entrare? La polizia postale può fermare e bloccare, no? Questo diciamo, ma le truffe per esempio, no? La polizia postale ha fatto, e cosa fanno? Azzerano la polizia postale, cioè bisogna essere veramente tempesta ai cervelli. Sappiamo che le stazioni da sempre sono fulcro anche di delinquenza, no? Spaccio, prostitute, furti. Cosa fa la polizia ferroviaria? Cosa fanno? Tira via la polizia ferroviaria. Cioè bisogna avere veramente delle teste a cono, e quando uno ha la testa a cono si sa che è difficile che penetri. Sa la testa a cono, la testa a cono. A ennesima